Well, you can tell by the way I use my walk. I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around. This is how I This place is great, really comfortable. I'm just gonna get settled in. Time to move on. Get on with my life. Yes, absolutely. Now, like I said, it was a long time ago. Let it go. Seriously. Definitely more my style than Panama, or Hoboken, I guess. No, if I'm honest, I just got kind of bored of boozing. I mean, once in a while, but not all the time. You're right, it wasn't doing me any favors. Maybe I'd lost my self-respect, but it's back. I'm excited, really. I really needed a new start. I think you're right. I think I am gonna like it here. It's certainly ain't New Jersey. It's my new life. Just like you said. Listen, if you think I can still do a job, what have I got to lose? Apart from the weight. Very funny. Ha ha. Yes, that is a fake laugh, you jerk. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questa nuova serie, all'interno di Max Payne 3. Ci ritroviamo finalmente al menu principale dopo aver assistito a qualche accenno sulla storia di Max Payne. Come abbiamo potuto ben vedere, il nostro eroe è stato colpito da un grave trauma familiare, infatti ha perso la moglie e la figlia durante il primo capitolo che io stesso ho giocato, e adesso ci ritroviamo, non so, all'interno del terzo capitolo per vedere di vendicarle, non so, di ritornare al vecchio stampo. Comunque vediamo un po' quello che possiamo fare. Innanzitutto diamo un'occhiata alle impostazioni, soprattutto le impostazioni audio che mi sembrano un po' troppo elevate. Bene, sull'1 va bene, poi mettiamo anche i nostri effetti audio sul 2, molto bene. Tutto ok, diamo un'occhiata agli effetti video, vediamo un po',
bullet time, sottotitoli perfetto, perché ovviamente il gioco è stato rilasciato in inglese, non come come i primi capitoli. Allora, vediamo un po', abbiamo il nostro caro amico che continua a bere un whisky chiamato Kong, mai sentito, e allora possiamo iniziare la nostra storia. Gioca una partita per giocatore singolo in modalità storia. Bene, vediamo un po', sgobbate, visualizza le tue statistiche principali. Bene, nuova partita. Allora, abbiamo bisogno di una difficoltà abbastanza dura, ragazzi, perché il gameplay deve essere avvincente e realistico, quindi metteremo la difficoltà difficile. Antidolorifici deboli e poco bullet time, precisione e uso accurato del bullet time sono un must. Allora, iniziamo la nostra campagna, chiamiamola così, ragazzi, la nostra storia. Ecco, continua il nostro eroe a bere whisky Kong, continua a fumare le sue care sigarettine West Virginia. Vediamo quello che combina. Mi sa che ci sta andando pesante il nostro amico, ha bevuto già 2 whisky, anzi no, 2 bottiglioni di whisky, e continua a prendersi questi farmaci stranissimi. Intanto vediamo un po' quello che farà, c'è sulla TV. E innanzitutto ricorda un po' tutto quello che è accaduto, e a quanto pare torneremo indietro nel tempo, oppure non so, vediamo cosa succederà. Ehi, c'è un uomo a terra che continua a muoversi. Oh mio Dio, sembra quello di Resident Evil, ragazzi. Come si chiamava? Nemesis, tutto distrutto. Però dai, iniziamo questa nuova serie vincente, perché iniziano a esserci saldi su Steam, quindi i giochi diventano più interessanti. Ma comunque lasciamo le parole al nostro Max Payne e parleremo più avanti di dettagli tecnici. But we understand capitalism. You buy yourself a product and you get what you pay for. And these chumps had paid for some angry gringo without the sensibilities to know right from wrong. Here I was about to execute this poor bastard like some dime store angel of death. And I realized they were correct. I wouldn't know right from wrong if one of them was helping the poor and the other was banging my sister. Che flashback, ragazzi. Capitolo 1, Puzza di Marcio, San Paolo, Brasile. All'interno del Sud America vediamo un po' il nostro Max, bevitore di whisky, come si ambienterà. I was working a protection detail for the kind of people who need protection in a town like this. And what kind of town was this? One where I didn't speak the language and they didn't water down their drinks. So for now, we seem to get along just fine. Of course, Fantastico that was paesaggio. about to change. Hey, brother. Hey, brother. Hey, How's the cocktail? it's scotch. I never mix my drinks. Well, at least not on duty. Something like that. Che figa sta musica, guardate, ragazzi. Un po' di Favela musica e sudamericana. Yep. Nothing like the view of extreme poverty to make a penthouse cocktail party really swing. I guess they call it trickle-down economics. That's funny. It's supposed to be a charity thing. Drink and give money. I don't know, something for the kids. Hey, listen, man. We better look lively. This place is a nightmare. They just got cowboys running security downstairs. Something rotten in the air. That didn't mean much. There was always something rotten in the air. The family we were protecting were local celebrities, rich parasites with delusions of humanity. The kind of people who end up in glossy magazines or body bags, depending on how their luck runs. So where are they all? I see Rodrigo over there talking to that guy. Yeah, I don't know him. That guy next to him. He's some kind of cop. I think, I'm not sure. Serious, though. Big end cop, anti-gang sort of thing. I can't remember his name. So who's this guy? That guy's a plastic surgeon or some kind of surgeon. Tummy tucks and cock implants. Ha! Look at Marcel. Still dances like a fool. Guess that's what a European education and a coke habit will do for Ricky Martin look alike. That's very funny, Max. Oh, excuse me. Wow, ragazzi, siamo all'interno di una vera e propria festa, e a quanto pare tutto sembra andare per il I meglio. was mostly working for Rodrigo Branco, Rodrigo a local Branco. businessman. Built things, did some charity, had things named after him, won awards, owned things, people. One of the trophies he had won was his wife, Fabiana. Fabiana. She was hot and wanted to be Di questi dangerous. italiani, Some good Rodrigo, genes trying to Fabiana. fight their way out of a cesspit. She'd married well and was now at leisure to regret her good fortune. They got along as well as any rich workaholic and his younger airhead wife tend to get along. They mostly ignored each other. She spent a lot of time with his cokehead younger brother, Marcello.
He was a good time guy if your idea of a good time was an expensive suit, a bottle of champagne, and nothing between the ears. The middle brother, Victor, had just walked in. He was a local politician. Guy was smoother than an oil slick on an iceberg and about as toxic. The rest of the crowd, I didn't know, but I could imagine the types. People who know if they drink enough, they won't have to feel guilty about their good fortune. Suddenly, things turned real ugly. Felt like our hangovers arrived right on Oh mio cue. Dio ragazzi, guardate un po'! Banditi! Banditi dell'epoca moderna. Credevo che la situazione non poteva che peggiorare. Vediamo un po'. Guardate, una bella rivoltella in mano. E il nostro amico ha una bella pistola, il nostro Max. Vediamo un po'. Calma, per noi ragazzi ovviamente. Dobbiamo posare la nostra Desert Eagle a terra e stare attenti. Mamma mia, il nostro Max ritornerà nei panni del cosiddetto poliziotto adesso. Che diavolo è stato? Andiamo. Hanno Things rubato had i gone politici from più fine importanti, to anzi hanno fucked up in rapito. about a second, rubato. and now there were two idiots at the wheel. Avanti, andiamo con le veri e propri agenti, via libera. Guardate questo fantastico amico che ci portiamo sempre dietro. Il nostro amico un po' ubriachi, non so quanto saremo abili nel combattimento a fuoco. Comunque, vediamo. It wasn't my own safety I was concerned about, trophy wife or not. I'd said I would protect the girl. Ah, giusto ragazzi, I siamo hope delle I vere e hadn't proprie lost my guardie edge, del corpo. Premi along maius with sinistri e everything attiva else. bullet time. Vediamo. Oddio. It was time to Premi choose, W spazio, nasty shoot right. fall or a bullet to the ok. head. Questo si chiama shoot right ragazzi, questa sorta di gettata a terra alla Matrix. Eccoci ragazzi, finalmente dentro l'azione. Allora, siamo delle guardie del corpo praticamente e dobbiamo proteggere la ragazza. Speriamo di fare di meglio, come nel primo capitolo, che ci siamo fatti scappare i nostri beni più cari sotto la nostra custodia. Quindi cerchiamo di fare di meglio questa volta. Allora, come vi dicevo That was the boss ragazzi, lady. Max Payne Only 3 è this stato time she rilasciato su wasn't Steam calling per for more adesso, liquor in her anzi è stato cocktail. rilasciato a un prezzo fantastico, quindi sono riuscito ad acquistarlo, ci sono i saldi per adesso e quindi numerosi titoli cercherò di prendere in modo tale da rinfoltire She il was canale out di on video. one of the Allora, balconies. diamo un'occhiata. I hoped, not about to be thrown off. Dio ragazzi, guardate un po' che schifo che c'è a terra. Diamo un'occhiatina, Thank antidolorifici. God for globalization. Una vera e propria casa chic. Ci vorrei abitare qua dentro. Oh mio Dio, con questo quadro però no. Però guardate un po', il caminetto ben dipinto. Praticamente sarà elettrico quel caminetto. Cambierà colore ogni volta che cliccherete un tasto. Sooner or Ops, later bullet I'd have time, to go out there scusatemi. and see what was Sono happening. abituato ai giochi tipo Battlefield, con Shift si corre. Allora, dove dobbiamo andare? Qua stanno mettendo qualcosa sopra. Una ragosta. Piano. Vediamo un po'. Probabilmente qui dentro. No, niente. Ah, così possiamo mirare, benissimo. Mettiamo dentro questa porta. Dannazione, non si può aprire. Comunque Max Payne è un titolo che volevo fare perché è da tempo, da quando è uscito a giugno, che avevo intenzione di comprarlo, però attendevo i saldi per acquistarlo. Bene, possiamo scegliere anche la modalità di fuoco delle nostre armi. Usciamo fuori, bene, questa è la strada giusta, una bella piscina. Attenzione, eccola ragazza, dobbiamo farlo fuori a questo stronzo, questo gorilla. Avanti Max, facci vedere, non essere stupido, non essere stupido. Guardate, ma io non capisco questi poliziotti che continuano a insultare un bandito. Quello cosa gliene può fregare dei It loro might have insulti? been stupidity, Dobbiamo fare qualcosa di drunkenness, importante. or Siamo maybe ubriachi, both. stupido entrambe le cose. Before I Dobbiamo knew fare it, I was qualcosa di back taking importante. insane risks, Tutto trying to stiamo save rischiando per una donna in fallen pericolo, women. per una piccola donzella. Avanti Max, attenta a quello che fai, che hai la tua età. Hai la tua età, attenzione a quello che fai. Ecco il proiettile che arriva direttamente in testa alla Sniper V2 Elite. E arriviamo direttamente in una bella piscina. Ci siamo fatti un bel bagnetto. Tranquilla. Tranquillo. Ma che è? Italiano? Nós Ah, cuidamos russo, disso. che tranquilla. Tranquilla. You need a hand? Peccato però che questo gioco l'hanno fatto in inglese ragazzi. Era How's fantastico. Rodrigo? Max I don't know, Payne, man. con la voce italiana. Thanks. Somebody's gotta go find him. Bene, bene. Está tudo sob controle agora. Fica Che stronzo. Andiamo, dobbiamo inseguire praticamente i rapitori. Vediamo un po'. Iniziamo questo capitolo con una bella sparatoria ragazzi. I imagine the elevator Un doors plotone opened di to a esecuzione in firing attesa squad all'arrivo of dell'ascensore. muzzles. Vediamo un po' che cosa As far as troviamo. I could see it, the one thing my plan had going was that no one else would be stupid enough to pull this move. Bene ragazzi, siamo arrivati al piano successivo e c'è qualche bandito di troppo. Vediamo un po', eccone qua uno. Attenzione. Bene, bene, bene. Continueremo la strage ragazzi all'interno del prossimo gameplay. Intanto abbiamo dato un piccolo assaggio a Max Payne, un po' invecchiato e con sempre la sua solita eleganza e la sua solita capigliatura. Spero che questo primo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate, magari con un commento oppure un voto per farmi sapere la vostra opinione. Ciao a tutti ragazzi.